La prima impressione è sicuramente molto positiva, è una città veramente accogliente. I trevigiani ancora non li ho conosciuti in maniera approfondita, ma ritengo che siano sicuramente persone accoglienti così come appare la loro città. E nella scia di quanto già praticato dal mio predecessore, io ritengo appunto di continuare a dare grande priorità a quella che è la prossimità dell'Arma dei Carabinieri al cittadino e in questo ovviamente a tutti quei fenomeni, quei tipi di reati che sono più avvertiti e ritenuti più insidiosi per il cittadino. Mi riferisco in particolare ad esempio a quelli che sono furti in abitazione, che so che sono una problematica. Certo, da parte nostra ovviamente le imprese hanno la massima considerazione, così come ovviamente il resto della cittadinanza. Alle imprese cerchiamo di venire incontro secondo quelle che sono le loro principali aspettative.